E adesso, amici di Io Compro Siciliano, vi presento il piatto che ho ideato, l'ho studiato, ma non l'ho preparato perché secondo me esiste al mondo qualcuno più bravo di me nel fare i piatti. E anche a E l'ho pensare. trovato, e anche a pensare, l'ho trovato a Castellammare del Golfo, al ristorante al Burgo, dal mio amico Giuseppe Russo, c'è lo chef Andrea che mi batte, lo devo ammettere, mi batte. Ciao Andrea, ops. Allora, questo è un classico proprio della nostra cucina siciliana, è una triglia a beccafico. Allora, Beccafico c'è con, quindi ci c'è la sarà sarda, l'uvetta, Beccafico c'è esattamente, famosa. abbiamo cambiato solamente il pesce e diciamo l'impostazione, perché alla fine il ripieno è sempre con mollica, uvetta sultanina, pinoli, arancia e limone. Poi abbiamo creato una salsa all'arancia e una riduzione della triglia e gamberi, per non fare spreco con il gambero che abbiamo fatto per l'antipasto. Ok, ovviamente come dicevamo hai i colori siciliani, il Sì, rosso, il certamente. giallo, i colori proprio della Sicilia, il verde, E questo è poi il alla fine anche basilico. un classico, a volte cambiare solamente un ingrediente, però serve anche per sopravvalutare, scusate, serve per maggiorare la sapidità di un pesce, come la triglia che ormai molti considerano un pesce molto comune, ma per me è buonissimo. Aspetta, la tria di una Per me la triglia dolcezza. è un pesce nobilissimo, come anche la ricciola, ci sono tanti pesci molto sottovalutati che invece bisogna Beh, diciamo iniziare a rivalutarli, prendere confidenza più che altro, come assolutamente. anche lo sgombro, ci sono tanti pesci. Che ovviamente abbiamo capito, tu hai questa tendenza anche a recuperare questi pesci, a Sì, sì, rivalutarli, a assolutamente sì, sperimentarli, a riproporli anche in piatti nuovi. sì. Quindi questo è anche il ristorante al Burgo. Quindi venite e qua recuperiamo tutto, ristrutturiamo tutto in maniera eccellente. Grazie Andrea. Grazie a voi. Ho preparato a posto della sarda la triglia a beccafico, solo che la mollica è una mollica di pane morbido, viene aromatizzata al basilico e all'interno ci metto uvetta, pinoli e faccio marinare leggermente il pesce con del limone e dell'arancia. Ora adesso riscaldiamo la padella, aggiungiamo dell'olio e andremo a passare i pesci nella padella antiaderente. Nel frattempo ho creato una salsa, eccola qua, un brodo, che è fatto con teste di gambero, gli scarti dei gamberi che abbiamo avuto negli antipasti, con gli scarti delle triglie. Viene un colore così molto acceso perché io estraggo il corallo dalla testa del gambero, che serve proprio per dare questa Come lo estrae? cromaticità alla salsa. Come si estrae? Allora, ci sono la parte dove è nera della testa, la dovete togliere, che quelli sono gli escrementi del gambero. Invece poi c'è una parte che è proprio rossa, si estrae e si mette nel brodo, fa diventare il brodo così proprio colorato, anche con E poi il anche la brodo come è testa. fatto? Dacci brevemente. Semplice, sedano, carote e cipolla, le teste delle triglie, faccio cucinare tutto, poi a riduzione aggiungo il gambero. E poi Perché filtri? Poi sì, filtro tutto e poi faccio proprio abbassare proprio il brodo fino ad arrivare a una consistenza, perché giustamente i pesci hanno anche dei grassi e i grassi servono proprio per addensare la salsa. Ora andiamo a prendere le trigliette. Questo qui tu hai messo dentro l'impasto di Sì, mollica, pinoli, uva passa. sì, proprio il classico delle triglie a beccafico. L'unica cosa ora le passiamo in padella. La nota croccante di questo piatto sarà proprio la pelle della triglia. Dobbiamo proprio far diventare la pelle molto croccante. Io un consiglio, allora, per molti sarà un po' strana la cosa, se lasciamo il cuore della triglia un po' cruda è meglio perché ha una maggiore sapidità il pesce. Io sono sempre dell'idea il pesce meno cotto ok, più cotto no. Se noi lasciamo invece il cuore un po' diciamo crudo, la triglia ha quel sapore ancora più intenso del normale. E la marinatura come l'hai fatta? Hai tenuto il pesce in ammollo? No, no, proprio sale, pepe, una leggera spruzzata di limone e Limone. arancia, perché la beccafico sono gli ingredienti fondamentali che sono tutte quelle note agrumate che ha. Con una spatola ora adesso, perché vediamo nei laterali e anche la coda, si vanno proprio formando una crosticina. Cosa dice il pesce? Ci dice di girarlo. Andiamo a girare e andiamo a cucinare l'altra parte. Ora se voi notate, questa è una parte croccante. E La ci siamo pelle? tolti un pensiero. Sì, Il croccante l'abbiamo, giusto? esatto. La nota acida è il limone e l'arancia. Sì. E il dolce, la mollica e il Il pesce. dolce è l'uvetta sultanina e i pinoli. Ah, giusto. Assolutamente Bellissimi sì. sono comunque.